Quello degli incendi è un problema più che altro stagionale, tradizionale nel periodo estivo l'incremento del lavoro dei vigili del fuoco ed è emergenza in tutto l'Agrigentino, colpa delle alte temperature, erba secca e caldo o questa è solo una concausa? In ogni caso al territorio non resta che la cenere dei terreni bruciati e il nero degli alberi distrutti e sono giornate difficili per i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e per i vari distaccamenti dislocati in provincia. A volte i pompieri non riescono a soddisfare tutte le richieste di soccorso che arrivano al centralino del 115. Solo nel weekend sono giunte circa 150 chiamate per incendi soprattutto di sterpaglia, almeno una decina quelli più estesi, con tutte le squadre dei vigili del fuoco impegnate in una lotta contro il tempo. Dalla città dei Templi ad Aragona, da Canicattì a Licata, brucia la sterpaglia, ma come spesso succede il fuoco si estende, mandando in fumo alberi, frutteti, coltivazioni e macchia mediterranea. Decine e decine di roghi specialmente lungo le campagne, ma anche in terreni privati e zone protette. In alcune zone l'aria è irrespirabile, mentre a causa del fumo arrivano segnalazioni di cittadini alle prese con bruciore agli occhi e per gli automobilisti una certa difficoltà alla guida. In alcuni casi fumo e fiamme sono visibili anche a chilometri di distanza. Eclatante l'episodio capitato a un gruppo di persone nelle vicinanze di Aragona. Stavano trascorrendo la giornata in una casa di campagna quando a causa di un incendio sono stati costretti a rifugiarsi dentro casa ed attendere l'intervento del personale antincendio.